Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Il presidente dell'ARS frena sulle province e sbaglia. Brusca, inconsueta e a nostro parere sbagliata la frenata di ieri del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno sulle province. Galvagno ha auspicato sul tema un'interlocuzione seria col governo nazionale, evidenziando il rischio dell'impugnativa e ha anche proposto di muoversi in modo uniforme con le altre regioni. Il presidente dell'ARS, forse involontariamente, ha aperto di fatto una nuova polemica con il presidente della regione, che più volte ha spiegato di aver avuto interlocuzioni serie con il governo nazionale e di aver ricevuto rassicurazioni sull'impugnativa, ma quello che ci è parso incomprensibile è la richiesta di muoversi in modo uniforme con le altre regioni, considerato che la Sicilia, a differenza di queste ultime, ha legislazione esclusiva sul regime degli enti locali. Sicilia ai primi posti per mutui non pagati, ammontano a quasi 15 miliardi i mutui contratti dalle famiglie italiane rimasti impagati a causa dell'aumento dei tassi da parte della BCE e la Sicilia risulta essere ai primi posti. Secondo Carmelo Raffa, coordinatore regionale del sindacato bancari Fabi, le rate di mutui non pagati in Sicilia ammontano a 1 miliardo e 400 milioni. Approvato il nuovo piano antincendi boschivi. La giunta Schifani, su proposta dell'assessora al territorio Elena Pagana, ha approvato il nuovo piano antincendi boschivi per il triennio 2023-2025. Aggiornato il precedente piano in vigore, introducendo nuove tecnologie satellitari che riguardano i velivoli a pilotaggio remoto e l'avvistamento degli incendi automatizzato. Nel dicembre scorso il governo ha stipulato il contratto per 120 nuovi mezzi antincendio con capacità compresa tra 100 e 1200 litri. Questo mese saranno consegnati i primi 12. Prosegue la sinergia con i comandi territoriali dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Di nuovo stracolmo l'hotspot di Lampedusa. Si sperava che con l'affidamento del centro di Contrada Imbriacola alla Croce Rossa e l'annuncio del Ministero dell'Interno relativo a navi sempre disponibili per il trasporto dei migranti, la situazione a Lampedusa sarebbe stata più facile, ma così non è stato. Ieri nell'hotspot erano presenti quasi 2000 migranti a fronte di una capienza di circa 350 posti. Accordo tra pescatori ed Eni. L'Eni e i pescatori delle marinerie di Licata, Gela e Porto Empedocle hanno raggiunto un'intesa nella sede dell'assessorato regionale all'agricoltura. Eni si è impegnata a riconoscere importanti compensazioni ai pescatori danneggiati dalle limitazioni alla pesca causate dai lavori di posa dei gasdotti che serviranno a collegare i giacimenti Argo e Cassiopea nel canale di Sicilia. La cifra prevista per i ristori sarebbe attorno ai 5 milioni di euro. Importante scoperta archeologica a Selinunte. Il sito di Selinunte continua a regalare sorprese che potrebbero contribuire a ridefinire la storia antichissima della città. Una struttura lunga 15 metri e 4 filari di blocchi per un'altezza di circa 1,80 m è stata scoperta casualmente a pochissima distanza da quella che doveva essere la darsena collegata al mare, a un centinaio di metri dalla riva attuale. Potrebbe essere parte di uno dei 2 porti di una delle più importanti città del Mediterraneo. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.